Amici bellini, lunedì di mattina lo sapete cosa trovate? Trovate l'approfondimento, trovate il commento, le pagelle, la lavagnetta, trovate una serie di cose che ci fanno piacere fare, specialmente quando il Napoli vince e convince, e quindi cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, ragazzi miei, prima di tutto vi invito a cliccare nella descrizione perché trovate una serie di link utili per seguirmi, insomma, un pochino in giro perché ho deciso che il 2021 è l'anno social. Vi sarete resi conto che il canale sta esplodendo, quindi voi che siete i più fedeli da sempre è il momento, insomma, di seguire tutto quello che dovete seguire. Sapete, l'altra piattaforma, il fatto di Amazon Prime, il fatto, insomma, una serie di cose che mi fa piacere dirvi e ricordarvi, anche perché tra poco 5.000 si regaleranno magliette, tazze e cose varie, quindi voglio che voi che siete quelli di primo pelo non vi perdiate certe occasioni. Quindi cliccate lì e trovate una serie di link importanti. Il Napoli, come speravamo, come insomma ci auguravamo, dopo la sosta si riposa un attimo, si riprende mentalmente, si azzerano tutta una serie di ombre che si erano insomma messe sopra il Napoli, una serie, non si dice messe sopra, una serie di ombre che avevano offuscato, ecco, l'inizio buono di questo campionato del Napoli. Gattuso out, tutta una serie di cose anche esageratissime che non possiamo accettare, non le accettavamo prima, non le accettiamo adesso. Bene, ci siamo ripresi ancora in emergenza perché non si possono ignorare emergenze come Koulibaly, Mertens, Osimhen, sono tre titolarissimi di questa squadra. Anche senza questi tre importanti il Napoli è riuscito a mettersi bene in campo. Il modulo era 4-2-3-1 senza dubbio, non neanche tanto ibrido, c'era solamente un Fabian, dopo lo vedremo nella lavagnetta, qualche movimento di Fabian un pochino diverso, però il Napoli con il 4-2-3-1 ha fatto un'ottima partita, una formazione anche logica, considerando anche l'assenza di Demme, ed ecco che ci mettiamo bene subito in campo, l'approccio è quello giusto. Il Cagliari presentava delle insidie, delle piccole insidie, il Pedro, il Nandez, insomma, il Sottil, però non gli abbiamo dato modo, se non con un paio di regalini, un paio di leggerezze che noi sottolineiamo perché non possiamo parlare di partita perfetta. Una partita dove il Napoli vince e convince sì, fa 4 gol sì, però poteva farne di più, poteva evitare qualche rischio indietro, quindi nel commento mi sembra onesto e giusto anche dire che non è stata la partita perfetta, però considerate anche le altre squadre che avevano partite facili sulla carta e non hanno steccato, perché l'Inter va in goleada, il Milan di Riffo di Raff batte il Benevento, la Juventus fa bottino pieno con l'Udinese, la Roma vince, sblocca il fortino della Sampdoria, l'Atalanta va in goleada con il Sassuolo, ci teniamo il Sassuolo bello indietro e rimaniamo attaccati a questo treno della Champions che, ragazzi, non sarà facile fino alla fine. Le proiezioni, insomma, se uno fa il calcolo delle proiezioni, non è facile, non è facile, lo scudetto non è assolutamente alla nostra portata, bisognerà lottare fino alla fine con la Roma, con l'Atalanta, probabilmente con il Milan o con la Juve, una delle due lascerà insomma il treno. L'Inter è abbastanza lanciata, le milanesi in questo momento sono fortissime, però se la Juve riprende, allora magari il Milan potrebbe scendersene un pochino, perché tra fortuna e bravura qualche cosa a un certo punto la puoi anche pagare, e il Napoli dovrà lottarsela lì, e dobbiamo sperare di mantenere questa convinzione, questa continuità, perché questo Napoli ha dimostrato che sveltendo un po' la manovra può giocare anche più verticale, meno tiki-taka, meno ritorno all'indietro e più attacco verticale alla porta, perché abbiamo le caratteristiche per farlo. E andiamo a vedere subito i movimenti che ha fatto il Napoli e parliamo un pochino nello specifico anche delle prestazioni dei singoli, perché è importante.
Allora, il voto a Fabian Ruiz lo darete voi nei commenti, perché io vi dico semplicemente la mia opinione sulla prestazione, ma il voto voglio che glielo date voi, perché io non mi prendo questa responsabilità e vi invito a completare quindi questa pagella. È il momento della roba tattica che ci piace a noi, quindi mi alzo pure un po' i capelli. Come si vede una chiave? Perché si vede così una chiave? Oggi non si capisce. Ma comunque, brutto. Si vede maluccio, ma non fa niente. Mi conoscete. Ospina direi senza voto, e quando Ospina è senza voto vuol dire che il Napoli si è comportato bene, vuol dire Che fai direttamente i voti e i movimenti senza palla, la fase di non possesso, ci scordiamo, questi sono venuti apposta per vedere queste cose qua. Forza, giusto. abbi pazienza, hai ragione, hai ragione. Io alle volte do per scontato, perché gli amici Bellini sono talmente forti sulla tattica che certe cose mi sembrano scontate, ma è giusto, siamo qui per questo. Questo era il Napoli in fase di possesso, in fase di attacco, dove, come sapete, i movimenti sono sempre fluidi, perché dipende da dove la palla e da come si mostrava, come si giostrava Zielinski, ma molto spesso abbiamo visto anche Fabian trovarsi in questa posizione qua. Alle volte poteva capitare una sorta di 4-3-3, perché quando Fabian era più avanzato, ma in fase di non possesso è successo bello chiaro quello che diciamo da parecchi mesi, e cioè che quando il Napoli si mette in fase di attesa succede questo, succede che Insigne ovviamente e Lozano si mettono sulla linea di centrocampo con Fabian e Bakayoko tutti belli allineati, Petagna sta qui e Zielinski sta qui, e questo comporta che, sanno gli amici, lo sanno già, lo sapete già, è a tutti gli effetti una punta, è a tutti gli effetti un 4-4-2. Ho visto che Chiarillo se ne è accorto ieri sera lo stiamo dicendo da un po' di mesi, ma non fa nulla, va bene. Quindi nel primo pressing molto bene, perché sapete che Petagna non è veloce, quindi deve dare una mano a Zielinski nel primo pressing, e quando si ribalta l'azione ecco che Zielinski si trova molto più vicino alla porta, ed ecco che ovviamente può essere più pericoloso anche in fase così. Il gol arriva proprio, capito, pum, sta vicinissimo, in zona proprio da punta, quindi molto bene. E poi, capito, le solite cose, un pochino che gli gira intorno, un pochino che Insigne fa queste cose qua molto spesso, e insomma le sapete certe cose. Io vi devo dire le cose che non sapete, non quelle che sapete. Torniamo ai voti, che sta Ospina appeso così, che il Cagliari non ha fatto questo granché, tranne quando prima Manolas con un passaggio scellerato e poi Maksimovic con degli interventi anche sul gol, insomma non mi è sembrato impeccabile. Entrambi si prendono un 5,5 per questo motivo, dopodiché il resto veramente poca roba. Merito del Napoli, si può dire merito del Napoli quando l'avversario non fa un tiro in porta? Si può dire, non è detto che l'avversario sia scarso, altrimenti il Torino, che lo abbiamo esaltato a fare, il Torino più scarso ci ha creato più grattacapi, quindi si può dire. Di Lorenzo, che anche non mi è piaciuto tantissimo, raggiunge la sufficienza per me, perché comunque entra in 2 gol del Napoli, perché il passaggio per il secondo gol di Zielinski viene da lui, che era in fase di proposizione più avanzato, quindi quello è a tutti gli effetti un assist, e poi prova il tiro al volo che porta al rigore. Il rigore, amore, i rigori, incredibile. Adesso sappiamo cosa sono i rigori, inutili perché eravamo già in vantaggio, ma comunque cominciateceli a dare, poi dopo ne parliamo. Mario Rui dall'altra parte, qualcosa di buono, qualche cross un pochino meglio e ce lo aspettiamo, anche lui un'occasione, ricordo, dove stava inciampando, cadendo, Insigne gli chiede scusa, quindi probabilmente non era tutta colpa sua, ma comunque gli diamo un 6 come migliore della difesa, 6 che si prende anche Bakayoko. Io ho detto in live ieri, per il senso della posizione che ha Bakayoko, quando molto spesso Bakayoko si trova solo, perché quest'oggi Fabian molto spesso l'abbiamo visto anche proporsi in avanti, Bakayoko si trova solo, ragazzi, se non hai il senso della posizione non te ne esci più e rischi di essere preso in mezzo. Lui ha il senso della posizione, sa come sfruttare il fisico, qualche passaggio anche di prima lo ha provato, un pochino di cambi di gioco, un po' più di verticalità. Bene Bakayoko, bene. Fabian, vi ripeto, il voto glielo date voi, perché all'inizio
fa quella cosa dove la palla butta direttamente in calcio d'angolo, inaccettabile. Poi nel gol ci va molto moscio qui nel primo contrasto, però io ho visto delle cose buone, ho visto che ha tentato di sveltire la manovra, ho visto che si proponeva, veniva a prendersi il pallone in difesa, te lo ritrovavi anche qua, un paio di volte è andato al tiro, e ho visto che ha fatto meno passetti, meno controlli e un pochino più di sveltezza. Così lo possiamo vedere bene sia in questo modulo, sia nel 4-3-3, sia nei 2, nei 3, in avanti, indietro, cioè in Spagna, e ha tirato anche qualche calcio d'angolo. Vuol dire che il Napoli ci sta lavorando bene sotto questo punto di vista. Zelinski do 9, ma Zelinski do 9 perché fa tutto il lavoro che deve fare, si prende il pallone, punta l'uomo, brioscine, qualcuno diceva ha cominciato a bullizzare gli avversari, e poi l'ambidestrità di Zelinski è qualcosa che mi fa arrizzare, perché tira con entrambi i piedi in una maniera devastante. Il primo gol è straordinario, il secondo ancora di più, perché quando anticipi di punta sai benissimo che stai fregando il portiere. 9. 7,5 a Insigne, perché te lo ritrovi qua a coprire, te lo ritrovi qua, te lo ritrovi anche qua stavolta a concludere, e il rigore tirato stavolta in maniera diversa, perché se li ricordiamo i rigori di Insigne tempo addietro da qualche parte, così faceva la Jorginho con il passettino, con il saltino. In questa volta la tirata forte, angolata alta, imprendibile, quindi la prossima volta i portieri non sanno cosa aspettarsi. Bravo Lollo, leader vero. Lozano 7,5 anche lui come minimo, perché comunque ti scappa da tutte le parti. Lozano, la definizione è distributore automatico di cartellini gialli. È un distributore, cioè praticamente tu vai là, Insigne gli mette il gettone, no? Qualcuno gli dà la palla e lui distribuisce cartellini. Se gli arbitri non lo danno, ce li ha lui nella tasca. Questo ammonito, questo doppia ammonizione, espulso. Quando lo fanno gli arbitri. Comunque straordinario, e segna pure perché ha l'istinto del gol, cosa che non tutti i nostri trequartisti hanno. Per Petagna io direi un 6+, perché l'impegno, perché ha fatto quei movimenti che hanno tenuto occupati i difensori avversari, e comunque entra nel gol poi di Lozano perché mantiene con la sua fisicità i difensori così, e poi dopo quando prova il tiro sul rimpallo poi arriva Lozano e la chiude. Rrahmani gli diamo un più a Rrahmani, perché Rrahmani si è trovato finalmente ad esordire con il Napoli, lo aspettavamo. Poi entra anche Bobotta, ma lascia il tempo che trova, e Gattuso penso si possa prendere un bel 7 pieno, perché comunque ha saputo fare di necessità virtù, ha saputo riunire il gruppo, le parole del suo Osimhen sono state anche giuste, quindi bene così. Bene così, bene così. Adesso noi dovremo andare a fare una partita difficile con lo Spezia, perché lo Spezia gioca bene a calcio. Se il Napoli è furbo può anche aspettare un pochino, perché lo Spezia è un po' spuntato, un po' stitico in avanti, però gioca bene. Se si aprono noi possiamo fare il nostro gioco. Direi che da New York vale tutto. Fate le cose che dovete fare, lo sapete, perché altrimenti se non le fate siete completamente pazzi. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solito, non mi ricordo.